Personale e mezzi ANAS sono al lavoro ininterrottamente da domenica mattina sulla 51 di Alemagna a San Vito di Cadore per rimuovere fango e materiale roccioso. L'obiettivo dichiarato è ripristinare a tempo di record la viabilità e, salvo contrordini o nuovi episodi temporaleschi, la riapertura totale al traffico è prevista nelle prossime ore all'alba del 15 luglio. Il transito sarà consentito sempre nella stessa fascia oraria decisa la settimana scorsa, dalle 6 alle 20, ma l'incubo potrebbe materializzarsi di nuovo. L'ennesima colata di sassi, detriti e fango, un volume di materiale pari se non superiore a quello del 1° luglio, è finita parte sulla strada di Alemagna, l'altra trasportata fino all'alveo del torrente Boite. Le ditte incaricate da ANAS hanno completato la rimozione del materiale più grosso dalla carreggiata e si sta lavorando per il ripristino del pluviometro a bordo strada che è rimasto danneggiato dall'evento. Il protocollo di sicurezza messo a punto venerdì scorso al tavolo della prefettura ha dimostrato la sua efficacia, ma è impensabile poter sostenere la situazione in questo modo. Io spero che anche con il pungolo delle Olimpiadi si provveda a un grande finanziamento, perché io non so quale sia la soluzione, ma penso che una galleria paramassi o altre soluzioni possano garantire la sicurezza ai cittadini. Questa è l'attesa risposta del presidente Zaia, mentre l'attenzione è tutta sul governo che, dichiarando lo stato di emergenza, potrebbe stanziare fondi per la messa in sicurezza dell'Alemagna. Per la Vinità, un progetto definitivo di ANAS nell'ambito delle opere per i mondiali di sci 2021, protocollato il 28 luglio 2017, esiste già e prevede, pur se con calcoli empirici, la realizzazione di un bacino di circa 7.100 metri cubi, non tanto per il contenimento della colata, ma per un effetto migliorativo della situazione osservata allora. Nel 2017 il geologo Fenti e il progettista Marcer auspicavano che gli enti competenti prendessero in considerazione di realizzare un altro piccolo invaso di contenimento di circa 5-6 mila metri cubi a Monte della Briglia esistente e nel contempo anche la riprofilatura del canalone dell'altro ramo di colata posto in destra orografica. Peccato che tutto sia rimasto nel cassetto.